Signore e signori, buonasera, bentrovati per questa serata finalmente in diretta. Siamo in diretta con Radio Veneto 1, siamo in diretta nei nostri social network, nella pagina web di Veneto 1, ma siamo in diretta anche su Caffè TV 24 e ci stanno vedendo da tutto il nord Italia, in tutto il nord Italia, in tutte le regioni del nord Italia e nella dorsale adriatica fino alle Marche. È la prima volta di una diretta televisiva di questa importanza. Siamo onoratissimi di essere a Vittorio Veneto, una splendida città che ha dato moltissimo alla nostra nazione. È la prima volta, dicevo, e speriamo di darvi un qualcosa di davvero congruo. Io direi di far entrare l'orchestra, i solisti di Radio Veneto 1. Grazie dell'applauso. Come saprete, la nostra è l'unica radio italiana con la sua orchestra filarmonica, l'avete vista debuttare qui al Teatro da Ponte con Bruch l'anno scorso, 2 anni fa, e l'orchestra da camera. L'esordio per questo dopo Covid-19 è proprio a Vittorio Veneto ed è con una formazione, sentirete, davvero strepitosa. Direi di invitare il padrone di casa, il sindaco di Vittorio Veneto, il dottor Antonio Miatto, e la dottoressa Antonella Uliana, assessore alla cultura, per un doveroso saluto a tutto questo territorio che andiamo a coprire questa sera. Buonasera, grazie. Vi do il benvenuto, mi limito a questo saluto, dandovi appunto il benvenuto nella nostra preziosissima Ceneda, parte di Vittorio Veneto, che oggi fa la sua parte in questa fase di rinascita, offrendovi questo spettacolo musicale. Vittorio Veneto non è solo la città della musica perché la enunciamo ogni volta che se ne parla, è una città che si impegna a fondo perché la musica sia un'arte sempre premiata nella nostra città, e lo facciamo con la forza di un'amministrazione che vuole occupare il territorio della musica con la forza degli scarponi della fanteria, ovvero sia non con semplici annunci ma con dati di fatto. Oggi Vittorio Veneto, in un altro quartiere nostro, che è quello di Costa Meschio, ha visto la rinascita anche dell'atletica per 2 giornate consecutive. Ci sarà un primo evento nazionale dove si vedrà appunto la riapplicazione dello sport atletico. Quindi è una grande giornata per Vittorio Veneto. Io ringrazio tutti quelli che hanno concorso con la loro opera per favorire questi importanti eventi e le torno il microfono rinnovando il ringraziamento per la vostra presenza. Grazie. La parola ora alla dottoressa Uliana. Grazie a tutti voi per essere qui questa sera. Che gioia, finalmente, rivedere la piazza gremita per assaporare finalmente un concerto dal vivo. Per me questa è una bellissima serata, in un contesto, come potete vedere, questo lo dico soprattutto a chi non è di Vittorio Veneto e quindi ci sta seguendo nella diretta televisiva, inserito, dicevo, questo concerto all'interno di quella che è un gioiello della nostra città, il cuore di Ceneda, una piazza dove
abbiamo alle nostre spalle il Duomo neoclassico, il Palazzo del Seminario, la loggia municipale dell'antica municipalità di Ceneda, con la loggia attribuita al Sansovino per la bellezza delle sue arcate, una bellissima fontana monolitica e intorno le nostre colline, San Paolo, San Rocco, il Castello del Vescovo, e tutto questo inserito all'interno di una città policentrica dove la bellezza dell'architettura e dell'arte si unisce magicamente alla bellezza del paesaggio. Una città da vedere, una città da scoprire e da assaporare questa sera con la musica. Buon ascolto a tutti voi. Grazie. Un ringraziamento innanzitutto per l'opportunità che ci è stata data. Non vedevamo l'ora di rimetterci in moto e una piazza così gremita è un grande successo. Un cenno al programma di questa sera di Antonio Vivaldi, la Sinfonia Giustino in Do maggiore per archi RV 712 dalla Verità in Cimento nei tempi allegro, largo, presto. Sempre di Antonio Vivaldi il concerto in re minore per viola d'amore e archi RV 540 nei tempi allegro, adagio, allegro. Solisti saranno Luca Mares alla viola d'amore e Ivano Zalenchi all'arciliuto. Primo brano dedicato poi a Johann Sebastian Bach, il concerto per violino e archi in Mi maggiore BWV 1042 nei tempi allegro, adagio, allegro assai. Sarà il grande Carlo Lazzari, violino solista. Un momentaneo ritorno ad Antonio Vivaldi con il concerto per due violini e archi in La minore, opera 3 numero 8 RV 522 nei tempi allegro, larghetto allegro. Solisti al violino saranno Luca Mares e Giorgio Baldan, due altri eccezionali violinisti, e concluderemo con Johann Sebastian Bach con il magnifico concerto per due violini e archi in re minore BWV 1043 nei tempi vivace, largo ma non tanto, vivace. Solisti saranno i maestri Carlo Lazzari e Mattia Tonon, doveroso, un omaggio a Mattia, valente artista di Colli Umberto, visto che siamo proprio a 2 passi da casa sua, non poteva certo mancare. Ed ora via alla musica, presentandovi prima il maestro Giorgio Sini. Buon ascolto.
Saluto 1, 2, 3. Devi annunciarlo. Vivaldi l'estate, siamo in estate, il temporale. Carlo Lazzari.
ti piace il set che ti... Uno, due, tre. Lazzari, Mares, Tordo vieni. Tutti qua, dopo il vino. La Baruto. Avanti, vieni. Vieni avanti, Baco. Boh, andiamo. I solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Siri. Grazie a voi, grazie a voi. Fa molto piacere che abbiano interpretato Bach, perché Bach è colui che trascrisse 6 sonate di Vivaldi ed è stato quello che è rimasto per circa 180 anni di Antonio Vivaldi. Chi lo ha riscoperto? Lo ha riscoperto un vittoriese, il professor Alberto Gentili, musicologo, compositore, accademico italiano, nonché prima cattedra alla Regia Università di Torino di musicologia. Passò un prete con un pezzo di carta, disse al professor Gentili: abbiamo trovato qualche cassa di questa roba, capì subito di che cosa si trattava, le fece sequestrare e ha salvato l'opera omnia di Antonio Vivaldi, che è stato uno dei più grandi compositori al mondo. Oggi con la nuova tecnologia dicono sia il più cliccato in internet, secondo Michael Jackson. Un vittoriese, un grande vittoriese, era un ebreo, ma era un ebreo talmente intelligente, talmente in gamba, che riuscì a dare un violino al duce assicurandosi il sequestro di quest'opera dell'opera omnia sostanzialmente di Antonio Vivaldi, assieme ad un altro amico trevigiano, il professor Angelo Efrican, ed assieme ad un altro grande trevigiano, Antonio Fanna, che è vivente, è ultra novantenne, trascrissero e ci portarono a tutti noi l'opera omnia di Vivaldi. Evviva Vittorio Veneto! Grazie, grazie della vostra presenza. Un particolare ringraziamento, oltre a questi grandi musicisti, è la quintessenza della nostra scuola veneta. Il nostro, quello della radio, vuole essere umilissimo il laboratorio permanente per la riscoperta della nostra scuola grande. Questa è la massima espressione. Questa generazione è la 15ª generazione di questa scuola a partire da Tartini. Oltre a ringraziare loro, voglio ringraziare anche tutte le persone che hanno dato una mano, quelle che hanno lavorato in retroguardia. Cito per tutte Paola Dalla Giustina e Stefano Gambarotto del comune di Vittorio Veneto, e voglio ringraziare anche i nostri ragazzi Paolo, Davide dalla regia della televisione, Laura e Marta. Penso meritino un applauso anche loro. Grazie. Mi congedo ovviamente ringraziando il dottor Antonio Miatto, sindaco di Vittorio Veneto, e la dottoressa Antonella Uliana, che con grande sensibilità hanno messo a disposizione questa piazza, ci hanno dato la possibilità di riportare al lavoro gente che lo merita ed è forse la gente più dimenticata. Gli artisti, questi grandi artisti. Andate ai concerti, ritroviamoci ai concerti. Grazie.